Fervono i preparativi per la 62esima edizione della mostra del Valdobbiadene di OCG a Col San Martino dal 24 marzo al 15 aprile prossimi. Come sempre ricco il programma messo a punto dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Farra di Soligo. Proprio riguardo alle iniziative promosse dall'amministrazione municipale, ecco la presentazione dell'assessore alla cultura Mattia Perencin. Bentornati a Farra di Soligo, in particolare a Col San Martino, in questo luogo simbolo della frazione di Col San Martino, ma anche di tutta la nostra zona, la chiesetta di San Vigilio qui alle mie spalle. Sono qui per presentarvi quelle che saranno le attività ed in particolare l'attività organizzata dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessorato alla cultura, in occasione della festa del vino di Col San Martino, che aprirà appunto i battenti sabato 24 marzo alle ore 16. Domenica 25 marzo, con partenza alle ore 9 da Piazza Rovere e ritrovo alle ore 8:30, faremo, come ormai da tradizione da diversi anni e anche vista la numerosa partecipazione degli anni scorsi, una bellissima escursione sulle colline del Prosecco, le colline candidate UNESCO. Lì avremo modo di apprezzare e vedere i bellissimi paesaggi, i bellissimi scorci, ma anche di poter rivivere certi momenti tragici del centenario, andando a vedere e potendo così visitare alcune trincee ancora presenti della Prima Guerra Mondiale. Un percorso che durerà circa 3 ore e mezza, poi passeremo anche per la chiesa appunto di San Vigilio, che potremo per l'occasione visitare, per poi poter rientrare presso i locali della mostra, che lì ci aspetterà un bellissimo e buonissimo spiedo. Le attività della mostra del vino quest'anno sono tante e su questo bisogna dare atto al Presidente e al Consiglio direttivo per le numerose attività che mettono sempre in piedi e sempre di più in questi anni. Per esempio ricordo lunedì 26 ci sarà la proiezione del film Finché c'è il Prosecco c'è speranza, girato proprio nel nostro comune, nel nostro territorio, nei nostri bellissimi paesaggi. Quindi un appuntamento da non perdere, così come da non perdere tutti quanti gli altri appuntamenti anche culturali, ma di eno e gastronomia, che si terranno da qua alle prossime settimane fino al momento della chiusura della 62esima mostra del Prosecco di OCG. Io vi aspetto, vi auguro di poter trascorrere qui con noi a Farra di Soligo, a Col San Martino in particolare, dei momenti indimenticabili e soprattutto vi do appuntamento per domenica 25 marzo alle ore 9 con partenza da Piazza Rovere.